La nostalgia è qualcosa di incredibile. Questo, ragazzi, intanto bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, questo è UEFA Champions League stagione 1998-99. Incredibile. In quest'anno purtroppo il Milan non c'era, dopo 2 brutti decimi posti degli anni precedenti. Campione in carica Real de Madrid. Ciao, questo era un gioco come gioco in sé di calcio con Pro Evolution Soccer, era una merda, però vabbè, cioè, comunque il brand ufficiale della Champions era comunque qualcosa di incredibile per l'epoca, e poi era l'unico gioco che aveva veramente, sapete che sono maniaco, aveva tutte le condizioni climatiche possibili. Cioè, guarda che roba. Questo sì, potremmo farci un... Qua addirittura c'era... Qua addirittura c'era Bruno Longhi, ragazzi. Gran colpo e gran gol! Sentite che gran roba. Gran colpo e gran gol! Gran colpo e gran gol! Poi la musica di sto gioco era incredibile. Cioè, con i gironi della Champions. Faccio vedere la partita di Champions, chiaramente noi mettiamo la Dinamo Kiev di Andriy Shevchenko. Ultimo anno alla Dinamo, raggiunge le semifinali, perde con il Bayern Monaco. Allora, ciao. Però proviamo a farvi vedere una roba, aspetta un attimo. Amichevole. Dinamo Kiev United. No, umano però. Si può vedere il match, era proprio una chicca che volevo farvi vedere. C'è l'impossibile capire anche qua. Però Kaladze, ragazzi. Andriy Shevchenko. No, non si può vedere perché. Puttana. Cioè, c'era anche questo, mi ricordo. Era veramente fatto bene. Cioè, fatto bene, era bello per l'epoca, perché c'era la roba ufficiale, però dopo il gioco in sé di calcio fa che, cioè, non è che sia proprio il massimo della meravigliosità. Benvenuti, la gara in programma oggi è un amichevole, anche se tutto lascia presagire un clima di grande agonia. Cioè, guardateli. Questa partita vede di fronte Dinamo Kiev No, e aspetta un Manchester attimo. United. Vi faccio vedere la partita di girone. Amedeo. Adesso senza ulteriori esitazioni cominciamo. Detto che già sentire Bruno Longhi ti gasa. Dopo vedete la grafica, insomma, capite che il gioco era un po' così, insomma. Però vedevi già questa schermata e ti sembrava di essere tipo in paradiso, cioè, ma ami il calcio, cioè, questo gioco avevo 10 anni, cioè, ciao. Poi c'è sta canzone qua, ti dà un senso di eccitazione. Ok. Prima partita contro il Panathinaikos. Ciao. Sono comunque le presentazioni più belle di FIFA. Vabbè, andiamo che... Dai, copyright, vabbè. Fotte sega, però. La testa. Siamo favoriti rispetto al Panathinaikos come abilità. Ok, vai. Allora Dinamo Kiev 40 stelle, ragazzi, comunque era tra le big, perché comunque è stata semifinale quell'anno, ha fatto begli anni con Sheva, Rebrov, Kaladze, Shovkovsky, Guzin, cioè io amavo quella squadra e mi sono innamorato di Sheva. Buonasera, vi porgo il mio benvenuto a questa prima gara di Champions League fra Dinamo Kiev e Panathinaikos. Il Panathinaikos disputa in casa la partita d'apertura contro la Dinamo Kiev. Il fattore campo si farà sicuramente sentire, ma la seconda classificata del campionato greco non avrà ugualmente vita
Siamo allo stadio. Vai. Sono in linea con noi Luca Filippini e Bruno Longhi. Grazie Amedeo, serata piovosa allo stadio. Aspetta che, oddio, i Portiamo tasti. subito la nostra attenzione a quello che succede in campo. Perfetta la scelta di No! fallo. No! L'arbitro indica il dischetto ed estrae il cartellino giallo. Forse Ecco. non era intenzionale, ma il fallo è stato netto. Bello. Servono nervi d'acciaio. Comincia, la testa non si vede? Nessun problema. Rivediamo l'azione. Hasanovic ci fa subito gol. Si ricomincia. Effettua il passaggio. Come cazzo si corre? Palla recuperata con No, grande quelli si maestria. tira, direi. Un intervento molto bello, Bruno, e anche molto utile. Mantiene il controllo della palla. Porca miseria. Un bel 1-2. Portiere, grazie. Bel salvataggio. Ha fatto bene a non rischiare. Non credo che l'intervento fosse necessario, Bruno. Fa arrivare la palla al compagno. Che bel suggerimento. Appoggia la palla di testa. Sì, ma come cazzo? Io non mi ricordo gli sprint, non me li ricordo. Forse non ci sono gli sprint. Completamente sbilenco. Siamo ancora sull'1-0. Dai ragazzi, madonna. Perfetta la scelta di tempo. Kusin. Gerasimenko. E c'è il tiro a destra. Dai che devo recuperare. Sono Invita il tre. compagno all'inserimento. Fai fare una serie sto gioco, la Champions, impossibile. Palla giocata corta. Stiamo con già grande perdendo, non va bene. riesce a imbeccare il compagno. Rebrov. E Sergio Rebrov la piazza. Capire una Dobbiamo cosa. assistere a una bella partita. Ok. Passaggio Gioca un po' precipitoso. dietro però Sheva. Tanto Rebrov la Ottimo piazza. spunto. Occhio. Oh. Butta via. Allontana la minaccia. Perfetta la scelta di tempo. Ripartono con grande impeto. Così facendo si espongono al rischio del contropiede, Bruno. Credo che sentire Bruno. Eccolo qua. Shevchenko. Eccolo qua, eccolo qua. Gerasimenko. Vai Andrei. Shevchenko. Invitante suggerimento. Vai, tiki taka. Effettua il Della suggerimento. Dinamo Kiev. Gerasimenko. Si prova a passare non là. Va alla battuta Mamma con il mia. destro. Libera con grande decisione. Esce. Non c'era No. bisogno di questo fallo. Aspetta che i compagni si portino in avanti. Se gli attaccanti si posizionano adeguatamente, potremmo anche vedere un gol. Esce il primo tempo. L'arbitro Però vorrei comanda cambiare la alla fine dei primi posizione. 45 minuti. Come commenteresti la prestazione del Panathinaikos, Amedeo? Sheva. No, non è così che si fa. Ma no, ma se io non posso cambiare le posizioni in campo? Che bello, ma... Ok, madonna. Sì, ma non così. Cercando di capire. Non posso portarlo più su, però. Beh, bello sto modulo, ma no. Allora, facciamo così.
Modulo perfetto, direi. Vinceremo tutto. No, ok. Però sposta giocatori, non capisco perché. Vabbè, ascolta. Mi sono rotto il cacchio. Ciao. Un grande recupero. Adesso che hanno raggiunto il pareggio, credo che possano tranquillamente puntare alla vittoria, Bruno. Sentiamo il commento del nostro Luca sui primi Chi è 45 sto minuti Luca? di gioco. Penso che l'aver raggiunto questo pareggio sia già di per sé un ottimo risultato. No! Riusciti a porre rimedio No, agli stai errori zitto Luca che commessi porti dalla una difesa. sfiga, grandissimo, Adesso potrebbero Sciocoschi. addirittura ottenere una vittoria. La linea a Bruno. Possono reimpostare l'azione. Punteggio sempre sull'1-1. Eccola qua la corsa, bella. Apertissima, Bruno. Perfetto. Riesce a trovare il compagno. Secondo tempo veramente... Mantiene il pallone. No. Viene affrontato da più giocatori. Secondo rigore e cartellino rosso per Golovko. Questo giocatore è famoso per i suoi interventi duri. Questa volta ha decisamente esagerato. L'arbitro ha fatto bene a cacciarlo. Momenti di grande tensione. Yes. Nessun problema per il Che portiere. culo. Siamo in 10 però. Adesso la tensione comincia davvero a farsi sentire. Il pubblico si sta divertendo, Bruno. Continua ad avanzare. Barzicca. Vabbè, ma non puoi fischiare e farlo sempre. Esce Grandissimo. con una facile presa. No. No. Parata in tuffo. Se volete vedere il gioco, cioè, Un bel dal intervento. punto di vista gameplay è molto limitato. È completamente isolato. Al tiro con il destro. Ma vaffanculo. Rete, ha segnato. E questo li porta in vantaggio. Palla Bello. fuori, sarà rimessa laterale. Concedere una rimessa laterale in quell'occasione non è stata una grande giocata. Ma ah, Cercano ecco, subito di grazie. recuperare il gol Sto giocando con successivo l'analogico, in Dio Cristo. Che bello. Ma che Un non è quarto d'ora al termine. L'orologio indica che siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora, Bruno. E il portiere impedisce alla palla di infilarsi in rete. Si è disteso alla perfezione e ha effettuato un intervento fondamentale, Bruno. Butta su. Mi raga un po' adesso. E il portiere sbaglia il rinvio. Riesce a trovare il compagno. Barzicca. Passa il pallone. Scoppio. Oh, Azione ma... molto pericolosa. 2-1 il punteggio fino a questo momento. Mancano ormai solo 5 minuti al termine. Niente, al secondo Attacco tempo in non massa. capisco milagri, la scoppia fuori l'azione. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Che bello. Dai. Costantinidis. E il portiere impedisce alla palla di infilarsi in rete. Ecco. Bellissima parata. Sto salvando il culo Sciocoschi. Il difensore sceglie bene il tempo. Finita. Il fischio dell'arbitro ha decretato la fine. Bene, di dai, ho questo fatto vedere questo secondo gioco qua. Perché volevo farvelo vedere perché era stato uno dei primi giochi, se non il primo con una licenza così, diciamo, di una coppa internazionale fondamentale come la Champions League. Scusate se sono un po' laggato, ma c'ho un emulatore con i programmi di registrazione. È un po' dura. Raga, un saluto dal commentario veneziano. Ciao.